Oggi, giovedì 21 novembre, ricorre la giornata nazionale dell'albero e ad Agrigento, a Fontanelle, su iniziativa del Comune, dell'Ordine degli Agronomi e dei Forestali e dell'Azienda Regionale Foreste del Demanio, in collaborazione con i giovani volontari dell'Associazione Trinacria, sono state seminate piantine di carrubo, olivastro e ginestra nella piazza principale di Fontanelle. Grazie appunto al Comune di Agrigento per averci invitato a questa iniziativa lodevole e complimenti soprattutto per la scelta delle specie mediterranee che hanno un'importanza oltre dal punto di vista ambientale e paesaggistico, diciamo dal punto di vista socioculturale, in quanto l'olivo, il carrubo e il ginestro in particolare hanno un'importanza rilevante appunto per il nostro territorio e per l'area del Mediterraneo. La giornata dell'albero io affermerei che è tutto l'anno, quindi perché gli alberi non hanno solo una funzione ornamentale e paesaggistica, ma quella di tutela del territorio, evitare appunto tutti i problemi che sono a carico dei dissesti idrogeologici, erosione, desertificazione e quant'altro. Quindi noi agronomi ci stiamo impegnando tanto e proprio nei prossimi giorni, quindi il giorno 22, avevo un incontro al polo universitario appunto per rimarcare tutte queste problematiche legate al verde e il ruolo dell'agronomo per una corretta pianificazione degli spazi urbani e rurali. Oggi è la festa nazionale dell'albero, per cui era doveroso che anche il Comune di Agrigento festeggiasse la festa dell'albero. Abbiamo scelto la zona di Fontanelle perché in quest'area mancavano le essenze arboree, per cui già è stato iniziato un lavoro precedente ad oggi. Oggi simbolicamente abbiamo piantato il carrubo, ma già l'area è stata trapiantata con ginestre ed olivastri. Il lavoro verrà completato con le altre aree che ancora sono prive di essenze arboree. È una vasta area dove fino a qualche tempo fa era in uno stato, devo dire, non di abbandono, ma quasi. Adesso è stata ripulita e abbiamo approfittato di questa giornata dell'albero per fare delle piantumazioni. Sicuramente questo sarà uno stimolo sia da parte nostra ma anche degli abitanti del quartiere di tenerlo pulito e di poter essere utilizzata per giardino pubblico. È uno spazio sicuramente che era necessario per questo quartiere. Gli alberi sono la vita per il pianeta, sono quelli che ci consentono il ricambio dell'ossigeno. Le vicende della foresta amazzonica sono emblematiche, cioè un danno che potrebbe essere fatale per la sopravvivenza del pianeta. Oggi piantare quest'albero per il Comune di Agrigento è un significato particolare di attenzione rispetto a questa problematica. Abbiamo ripreso le celebrazioni della festa dell'albero e continueranno nel tempo, chiunque ci sia ad amministrare continueranno nel tempo perché è indispensabile per la vita della nostra comunità. Noi ringraziamo i volontari, gli operai comunali, tutti coloro i quali hanno collaborato con questa iniziativa. Questa iniziativa la ripeteremo pure a Grotte, festeggeremo la giornata dell'albero, abbiamo dovuto dare un apporto logistico alla stessa battaglia, lo merita. Speriamo gli alberi a futura memoria. Per Legambiente questo è il 25° anno della festa dell'albero, è il 25° anniversario e quest'anno Legambiente è presente in tutta Italia con più di 500 iniziative, con 3.000 scuole coinvolte e vede questa iniziativa come tema di quest'anno un albero per il clima. Legambiente si propone per l'anno 2020 la piantumazione di oltre 60 milioni di alberi, tanti quanti sono gli abitanti di tutta Italia. Siamo felici che questa giornata sia andata nel migliore dei modi, stiamo cominciando a piantumare tantissimi alberi e vedremo di continuare con un altro progetto al fine di migliorare la nostra città. Alla prossima!